Presidente Serracchiani, lei ha visitato oggi lo stabilimento Wärtsilä di Bagnoli della Rosandra, uno stabilimento molto attento all'avanzamento tecnologico anche. Intanto è uno degli stabilimenti più importanti della regione, direi anche del nostro paese, e francamente il fatto che ancora non l'avessi conosciuto, non l'avessi visitato è una pecca che oggi abbiamo colmato. Estremamente interessante, anzi credo, suggerivo un'apertura in qualche modo dello stabilimento anche alle persone, perché possano capire la qualità e l'importanza del lavoro che viene fatto qui, la competenza e la professionalità dei lavoratori e anche i grandi cambiamenti che si stanno facendo. Io credo che qui ci sia la fotografia di quell'industria 4.0 a cui tiene particolarmente il nostro governo e che in qualche modo può aiutare il Paese ovviamente a produrre bene, a produrre in questo caso motori di qualità e soprattutto a difendersi anche dall'aggressività di altri mercati. Uno stabilimento la cui vicenda la Regione ha seguito costantemente. Direi proprio di sì, insomma, siamo estremamente interessati al lavoro deve essere un lavoro sempre più competente, professionale, e qui oggettivamente si sta facendo un lavoro importante sulle competenze e la Regione non può non accompagnare questi processi produttivi, questi cambiamenti e anche questi miglioramenti. Ovviamente siamo consapevoli che è molto complicato, ma la vicinanza delle istituzioni può rendere più semplice la vita alle aziende. Presidente Barbazza, oggi la visita qui nello stabilimento Wärtsilä della Presidente Serracchiani ha potuto illustrare con più dettaglio tutte le caratteristiche di uno stabilimento che è molto attento all'innovazione. Certamente con la Presidente, invitando la Presidente, abbiamo voluto inaugurare un ciclo di apertura di questo stabilimento a autorità, cittadini di Trieste, ma non solo, per far vedere e toccare con mano veramente la realtà, una delle realtà più grandi al mondo, più specializzate nel suo settore. Lo merita tutto, invito tutti a venirci a visitare. Anche perché l'ex Grandi Motori, oggi Wärtsilä, è uno stabilimento poliedrico in cui si fanno attività diverse, articolate almeno su 3 settori. Sì, il nucleo grande qua è la produzione di motori 4 tempi a gas e diesel, ma anche la produzione di impianti di propulsione, eliche e thruster, e anche il servizio service che anzi ultimamente sta avendo un grande impulso con l'avvento della digitalizzazione. Difatti adesso con la Presidente andremo a visitare anche il contract center con gli occhiali a realtà aumentate tramite i quali monitoriamo i motori Wärtsilä in Sud Europa e in buona parte dell'Africa. La parte del service è molto importante, è diventata molto importante. La parte del service è diventata molto importante, ha una dimensione importante nell'azienda e è molto impegnata nella crescita e nella digitalizzazione.